padovano un 62enne è morto scivolando da una pila di bancali dove era salito per bloccare le infiltrazioni d'acqua dal tetto della stalla. Cadendo è rimasto infilzato su un attrezzo agricolo. Forti disagi per la nuova ondata di maltempo che ha colpito il Bellunese. Chiusi i passi per pericolo valanghe. A Venezia alzate le barriere del Mose. Allerta fiumi fino a lunedì. Da Treviso l'associazione Veneto Imprese Unite lancia l'allarme delle attività pronte a chiudere. La conferma della zona arancione ora spinge a nuove azioni di protesta. La variante brasiliana del Covid fa paura, ma è quella inglese che secondo il Ministero della Salute potrebbe aggravare la conta dei contagi e comportare nuove restrizioni. Studio della CGIA di Mestre: con la pandemia si è ulteriormente appesantita la macchina burocratica dello Stato, oltre 500 nuove normative a discapito di cittadini e imprenditori. A 100 anni dalla nascita del PC, Elio Armano, storico esponente padovano del partito, ne ricorda la storia e quel drammatico 7 giugno in Piazza della Frutta sul palco con Berlinguer. Una spiaggia in città fruibile anche durante la stagione fredda, il progetto che prenderà vita già dal prossimo inverno a Vicenza, dove già si progetta il post-Covid. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, come avete sentito dai titoli, con la cronaca e con la tragedia che si è consumata nel Padovano, nel comune di Veggiano, dove sotto una fitta pioggia un agricoltore di 62 anni ha perso la vita venerdì sera mentre cercava di bloccare delle infiltrazioni d'acqua dal tetto della stalla. Sono solo gli uccelli a caccia di chicchi nel campo a sfidare la pioggia che ancora cade sabato mattina a Veggiano in via Pedagni. Erano passate da poco le 20 di venerdì quando nella stalla dietro questa villetta gialla immersa nella campagna veneta a pochi metri dal Tesina si è consumata la tragedia. Lucio Fasolo, 62 anni, era uscito sfidando la pioggia battente. C'era un'infiltrazione nel tetto della stalla e voleva provare a ripararla. Per farlo ha posizionato alcuni bancali uno sopra l'altro, ci sarebbe salito sopra, ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo sopra un forcone agganciato a un trattore parcheggiato vicino. L'attrezzo appuntito gli si sarebbe conficcato nel petto all'altezza del cuore, causando la morte immediata dell'agricoltore. Inutili soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Selvazzano, chiamati dagli operatori del SUEM 118, che hanno escluso qualsiasi responsabilità di terzi. Un tragico incidente. Grande il dolore della famiglia, a cui la salma del povero agricoltore è già stata affidata. E adesso la nuova ondata di maltempo che ha colpito il Bellunese, creando nuovi disagi, chiusi passi per pericolo valanghe, allagamenti diffusi ancora in Alpago, già colpito dall'alluvione dello scorso dicembre. Poi in Val di Zoldo il sindaco richiama ancora una volta alla prudenza e al rispetto dell'ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti lungo la 251. Siamo preoccupati per i tetti, in particolare la parte alta, nel senso che se continuerà a nevicare, poi il cambio di clima magari la neve diventa pesante, quindi sui tetti bisognerà fare un ragionamento sicuramente. La perturbazione è in fase di esaurimento e le precipitazioni sono in attenuazione, ma i disagi restano nel Bellunese, bersagliato ancora una volta da acqua e neve. Il manto ha raggiunto gli 80 cm sopra i 1200-1500 metri di quota e resta alto il pericolo di valanghe. Il rischio valanghe è al massimo livello. Perché? Perché la neve è molto pesante, perché ha piovuto sopra neve e quindi in parte si è sciolta, in parte si è appesantita, poi ha nevicato sopra la neve pesante, quindi la situazione è di elevato rischio. I passi dolomitici sono chiusi e per ragioni di sicurezza sono chiuse al transito la provinciale 49 di Misurina, a Carbonin e a Dogana Vecchia, la regionale 48 delle Dolomiti fra Alverà e Ligonto e la provinciale 347 del Passo Cereda e Duran fra Passo Duran e la località Levare. Smottamenti in comune di Querovassa, in valle di Schievenin, a Dogna e Provagna, in comune di Longarone. In Alpago ci sono stati alcuni allagamenti di scantinati e garage, mentre alla Monna è caduta in strada una slavina. Ogni mese c'è un'emergenza legata anche al maltempo. Ormai ciò che una volta era legato a qualcosa che ricorreva solamente a distanza di qualche anno, oramai ci troviamo appunto un'emergenza ogni mese. L'emergenza della neve, l'emergenza dell'alluvione, l'emergenza della frana, e questo con
bilanci dei comuni che sono davvero al collasso e anche con personale molto molto limitato. Difficile per i comuni far fronte a tali difficoltà. In Val di Zoldo, dopo la riapertura della 251 interrotta per un mese a causa di un'enorme frana, Veneto Strade ha ripristinato il transito che è vietato ai mezzi pesanti. Ciò nonostante le segnalazioni del passaggio dei tir sono diventate pressoché quotidiane. Ieri sera è passato un tir, quindi doppia motrice con carichi superiori alle 40 tonnellate, tenga presente che il limite è 24. Lo abbiamo fermato che era già passato ormai oltre la frana, quindi con eventuali danni non possiamo naturalmente saperlo, ma è meglio non passino certamente. Io non vorrei arrivare a dover mettere una tenda a mezzo canale e mettere in pianta stabile qualcuno a controllare, perché sarebbe paradossale nel 2021. Però prosegue in tutto il Veneto l'allarme per questa ondata di maltempo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile, con un nuovo bollettino valido dalle 14 di oggi fino alle 8 di lunedì 25 gennaio, dichiara lo stato di attenzione, allerta gialla per criticità idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta Alpone, Adige Garda, e lo stato di attenzione, ovvero allerta gialla per criticità idraulica per Alto Brenta Bacchiglione, Adige Garda, Basso Brenta Bacchiglione e Livenza Tagliamento. Si segnala poi il rischio di frane sui versanti nelle aree dei bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione e Adige Garda. E apriamo adesso la pagina relativa all'emergenza coronavirus. Iniziamo dando uno sguardo al bollettino con gli ultimi dati sulle positività nella nostra regione, che nelle ultime ore rispetto al report della mattinata sono 471, complessivamente nelle 24 ore 997 i nuovi casi. Si scende dunque per la prima volta dopo molte settimane sotto quota 1000 positivi. 50 invece purtroppo le persone decedute nelle ultime ore in Veneto. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, sono 2294 i pazienti ricoverati in area non critica, 314 invece nelle terapie intensive della regione. Intanto da Treviso l'associazione Veneto Imprese Unite lancia l'allarme delle attività pronte a chiudere, e la conferma della zona arancione arrivata ieri dal Comitato Tecnico Scientifico spinge a nuove azioni di protesta. Questa sorpresa di nuovo arrivata alle 7:30 di sera, quindi sempre troppo tardi, come ormai ci ha insegnato il governo a dover subire, ed è un'ennesima mazzata. Una decisione che, visti i dati del Veneto, è arrivata un po' a sorpresa, dice Penzo Aiello, presidente dell'associazione Veneto Imprese Unite, che evidenzia come questa ulteriore settimana in fascia arancione vada a pesare su una situazione già complessa per molte attività. Questi ultimi 5 giorni abbiamo ricevuto molte richieste da parte degli associati nell'aiutarli a gestire il deposito della licenza o la chiusura dell'attività. Ormai molti sono andati allo stremo e si sperava che un ritorno in zona gialla ci permettesse almeno di salvare le aziende che ancora riescono a lottare, ma con un'altra settimana per molti potrebbe essere la fine. Solo nell'ultima settimana abbiamo ricevuto più di 20 aziende sparse in tutto il Veneto. A Treviso già in 4-5 stanno valutando questa cosa. Realtà dietro le quali ci sono famiglie in grosse difficoltà. Abbiamo sempre più associati che stanno anche iniziando a vendere la loro casa per poter avere liquidità da inserire nelle loro aziende. Padri di famiglia che hanno acquistato magari la loro abitazione appunto 10-15 anni fa e si sono trovati negli scorsi mesi a doverla vendere per andare in affitto e avere liquidità per poter pagare magari i conguagli dell'IRPEF, i canoni di locazione. La settimana scorsa Veneto Imprese Unite aveva organizzato un'iniziativa di sensibilizzazione aprendo i locali ai soli dipendenti senza clienti, nel rispetto delle misure anticontagio. Ora però la misura è colma, aggiunge Aiello, e siamo pronti a nuove azioni. Non è detto che saremo ancora in grado di rispettare completamente invece le norme, nel senso che ormai la stanchezza e l'impossibilità di andare avanti è arrivata al massimo. E quindi le prossime azioni su cui stiamo lavorando può essere che creeranno del disagio vero. E sentiamo invece cosa pensa la gente di questo Veneto ancora per 7 giorni in fascia arancione. Beh, la situazione è abbastanza pesantina, per cui secondo me è meglio comunque essere cauti e piuttosto fare un sacrificio adesso per poi avere delle buone conseguenze dopo. Forse in parte ce lo siamo meritato con dei comportamenti non adeguati e poco responsabili, purtroppo.
Mi piace più andare avanti che tornare indietro. Quindi secondo lei avrebbe dovuto essere gialla? Sì, forse gialla sarebbe meglio. Veneto ancora zona arancione, va bene così? Sì, aspettiamo una settimana e poi liberi tutti, più o meno. Siamo anche un po' stancati, più che sia. E siamo sempre attenti, abbiamo sempre le mascherine, osserviamo tutte le misure. Insomma, ce lo meritiamo questa zona gialla, direi, no? Sinceramente io pure vorrei chiudere tutto, anche tutte le attività, perché c'è sempre gente che si muove. Come il primo lockdown, 3 settimane e via. Secondo me ci purifichiamo. Sono stanca ormai, adesso potevamo andare in giallo, visto come si è svolto, insomma, anche perché guarda, non c'è nessuno che gira. Non ne possiamo più. È il momento proprio di cambiare, perché ormai non possiamo più andare avanti, non c'è più nessuno. Bassano poi è vuota. Tutelare la popolazione penso sia un obbligo anche di chi ci governa e di chi ci detta queste leggi, insomma. E va bene, triboliamo un altro po'. Sicuramente è causa di molte difficoltà per chi ovviamente, come vede, per i commercianti, per chi di questo, cioè per chi lavora effettivamente. Dal punto di vista sociale bisogna fare anche qualche sacrificio forse per permettere, insomma, di andare oltre. Naturalmente ad incidere sull'attribuzione delle fasce, l'andamento della curva epidemiologica che potrebbe aggravarsi con una maggiore diffusione della variante inglese sorvegliata speciale anche in Veneto. Non possiamo escludere altre misure restrittive, ha detto oggi Gianni Rezza. Quella brasiliana in qualche misura preoccupa di più, dato che è stato rilevato un certo numero di reinfezioni, soprattutto nella zona di Manaus, quindi in Amazzonia. La brasiliana è quella che preoccupa di più, ma è la variante inglese la più diffusa e sorvegliata da Stato e Regioni. Dalla sua evoluzione dipenderà un possibile innalzamento delle misure, leggi, nuove restrizioni che per il Veneto potrebbero equivalere a un'ulteriore permanenza in arancione. Se questo possa determinare un innalzamento del livello di guardia e delle misure che devono essere prese, questo sicuramente è un argomento che stiamo prendendo in considerazione. A fare ordine sulla variante inglese è lo stesso Fabrizio Pregliasco, all'indomani delle dichiarazioni del premier britannico Johnson sulla maggiore mortalità. Altra cosa, sottolinea il virologo, dalla letalità. La letalità è la percentuale di persone che vengono a morire in seguito all'infezione. La mortalità è l'effetto che si sta vedendo, perché essendoci più casi anche nella popolazione adulta, perché presumibilmente si è diffusa nella popolazione più giovane, l'effetto più triste appunto della grande presenza di casi poi ci porta a vedere la mortalità. Di fronte a un virus che corre, seppure meno, e che muta, la partita da giocare è ovviamente quella dei vaccini, con Pregliasco che fissa una soglia minima di popolazione immunizzata per dirsi fuori dalla piena emergenza. Io ritengo che quando si arriverà a un 20-30% di copertura vaccinale, avendo privilegiato, secondo il piano, le persone più fragili, cominceremo a vedere dei dati più rassicuranti e non ci sarà più questa terribile quantità di 4, 5, 600 morti al giorno che sono l'elemento da tener conto. Le agenzie di viaggio del Veneto si dichiarano in ginocchio a causa degli effetti del Covid sul turismo mondiale che è praticamente spento, sottolinea Silvia Russo, presidente Fiavet Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e consigliere nazionale di categoria. A livello italiano solo il 60% delle agenzie di viaggio ha ricevuto i ristori specifici del MIBACT già garantiti dalla chiusura ostiva dell'istruttoria. Secondo le elaborazioni di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, sino alla fine del 2019 operavano poco meno di 490 imprese con circa 1.800 addetti nel veneziano e 48 con 122 addetti nel rodigino, un dato che si è contratto di quasi un terzo, visto che già nel giugno 2020, proprio alla fine del primo lockdown, le imprese del settore si erano ridotte a 337. Ma quello che ci allarma di più oggi, conclude Russo, è che registriamo una discrepanza di trattamento, cioè chi ha ricevuto subito i ristori e chi è ancora in attesa. Un ritardo inspiegabile e immotivato, conclude la Russo, che ci sta mettendo a dura prova. E in questi mesi di pandemia aumenta la macchina burocratica e appesantita di oltre 500 nuove normative a discapito di cittadini e imprenditori, lo dice la CGIA di Mestre.
Con il Covid è aumentata la burocrazia con una vera e propria esplosione dell'attività normativa in Italia, con 450 nuovi provvedimenti e in Veneto con 150 misure legislative. A dirlo la CGA di Mestre. Evidenzia come in poco meno di un anno a livello nazionale, tra circolari, ordinanze, decreti, leggi, DPCM e linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la macchina burocratica si sia notevolmente appesantita. Complessivamente cittadini e imprese del Veneto hanno subito quindi oltre 500 norme solo in materia di Covid, a dimostrazione di come la confusione sull'orientamento di come giostrarsi sia veramente molta e tanta, in difficoltà soprattutto tantissimi piccoli imprenditori del territorio. La gravità della situazione, precisa la CGA, ha imposto al legislatore di mettere in campo importanti misure a tutela della salute, disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari e interventi a favore del lavoro e delle imprese, scelte legittime che però hanno scatenato in maniera imprevedibile la macchina burocratica pubblica. La cronaca ha ritrovato a Padova dai carabinieri del Nucleo Patrimonio Artistico di Udine un prezioso manoscritto ottocentesco trafugato da una biblioteca di Bologna. Contiene una raccolta di liriche in dialetto veneziano vergate nel 1881 da Giovanni Battista Olivo, detto Canocia, un poeta nato e vissuto tra Cagliari e Campielli. Il prezioso manoscritto, trafugato dalla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna e recuperato in una casa d'aste di Padova dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Udine. È stata la navigazione su siti specializzati nel web a portare i militari sulle tracce dell'opera. Il volumetto era infatti comparso in vendita all'Incanto nel 2019 presso un negozio specializzato della Città del Santo. Stabilito che effettivamente mancava dall'Archiginnasio, i carabinieri hanno sequestrato il tomo che la casa d'aste aveva acquistato da un privato in buona fede, credendolo uno scarto di biblioteca. Ora le rime del Canocia sono rientrate al loro posto, tra gli 8.500 manoscritti, testimoni preziosi d'arte e di vita conservati a Bologna. Un laboratorio robotico altamente tecnologico attivo all'USL 5 Polesana, dove l'aspetto umano ha un ruolo altrettanto fondamentale, soprattutto in epoca di pandemia. Siamo riusciti a garantire l'attività Covid senza interrompere nulla. Il laboratorio robotico dell'USL 5 non si è mai fermato nemmeno per l'emergenza pandemica, continuando a fornire le consuete prestazioni, ma contemporaneamente lavorando nella diagnosi del Covid con tecnologie all'avanguardia. Il 21 febbraio, quando è scoppiato il focolaio di Vo, non avevamo nessuna tecnologia in grado di diagnosticare il SARS-CoV-2 e nel giro di pochissimi mesi siamo riusciti a avere le migliori tecnologie. Laboratorio di primo e secondo livello che prima della pandemia effettuava prestazioni per 1.400 persone al giorno, 10.000 esami giornalieri, 3 milioni all'anno. Una mole di lavoro alla quale da febbraio si sono aggiunti i tamponi Covid. Riusciamo a far diagnosi, praticamente a testare circa 700-800 tamponi molecolari e coordinandoci col territorio riusciamo a fare fino a 4.000 tamponi antigenici rapidi. Il virus ha rappresentato per i tecnici di laboratorio una nuova sfida, portandoli a contatto con i pazienti nei Covid Point. Quando ritrovi una persona positiva e gli spieghi che magari deve stare adesso in quarantena per diversi giorni, vedi nei suoi occhi una grossa difficoltà. Questo, ti porta a una dimensione, staccandoti dalla macchina, dalla fredda macchina, ad una realtà molto più umana. Un aspetto umano che è stato fondamentale anche quando nel 2018 sono iniziati i lavori che hanno portato alla realizzazione del laboratorio robotico che ha permesso di ottimizzare l'attività e velocizzare i tempi di risposta per i pazienti. È stata una base umanistica su cui abbiamo inserito la robotica e la digitalizzazione, perché alla fine la differenza la fanno le persone. Da un'eccellenza all'altra, un finanziamento regionale di oltre 700.000 euro ha portato all'ospedale di Campo San Piero una TAC di ultima generazione. Rapidità di acquisizione delle immagini, precisione, sicurezza per il paziente. È una TAC di ultima generazione quella entrata in funzione all'ospedale Pietro Cosma, tassello di completamento dell'ala est del reparto di radiologia.
L'emergenza Covid non ha fermato gli investimenti della URSS e Ugania per quanto riguarda acquisizioni delle ultime frontiere della tecnologia e dell'innovazione. Da 2 settimane è operativa all'ospedale di Campo San Piero una modernissima TAC da 128 slides. Uno strumento fondamentale soprattutto nelle indagini su pazienti oncologici, ma anche con cardiopatie. Il cuore è in continuo movimento e necessita di un'apparecchiatura molto veloce come questa, che in meno di un secondo realizza una scansione sul torace. È una TAC quindi che supporta tutte le attività dell'emergenza con una capacità diagnostica importantissima, notevole, con una definizione straordinaria. Quindi tempestività, rapidità di acquisizione immagini, accuratezza, ma non solo in condizioni di emergenza, ma anche in condizioni di elezione e di attività programmata. È una TAC che consente anche di fare radiologia interventistica nel momento in cui si acquisiscono le immagini. La Regione ha speso oltre 700.000 euro per l'apparecchiatura e la sua installazione, la prima tomografia assiale computerizzata di questo tipo nell'Alta Padovana. A 100 anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano, con la scissione di Livorno, Elio Armano, storico esponente padovano del partito, ne ricorda la storia. Quello che mi piacerebbe che rimanesse come elemento fondamentale di questa tradizione, di questa storia, è il senso di responsabilità nazionale rispetto agli interessi di parte. Se fa parlare ancora di sé a 30 anni dalla morte ufficiale e a 100 anni dalla sua fondazione, allora vuol dire che il Partito Comunista Italiano ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura e nella storia politica del nostro paese. A riflettere su ciò che è stato il partito, nato il 21 gennaio 1921 a Livorno, è Elio Armano, storico esponente padovano e ultimo segretario provinciale del PCI. La lezione politica che si deve trarre senza cadere nel nostalgico, spiega Armano, è la capacità di anteporre il bene del paese agli interessi di parte. Io continuo a pensare che nella politica di oggi sia rimasto ben poco dell'insegnamento, della riflessione, di quella esperienza storica che è di tutti, anche della destra, secondo me devono riflettere tutti, e bisogna cercare con grande umiltà il bandolo della matassa per capire cosa non serve assolutamente più, ma cosa potrebbe ancora servire, se non altro sotto il profilo della riflessione culturale. Padova e il 1984 rappresentano un anno cruciale per il PC. In Piazza della Frutta Enrico Berlinguer venne colpito da un ictus e morì 4 giorni più tardi in ospedale. Armano era sul palco con lui. Fu un momento drammatico che in qualche modo segnò, con il senno di poi, la fine di un percorso che dopo venne a maturare qualche anno dopo, quando, sotto la spinta delle rovine del blocco dell'est europeo dell'Unione Sovietica, venne giù tutto quell'impalcato e venne giù praticamente senza danni, si sciolse. Una spiaggia fruibile anche durante la stagione fredda in città è il progetto che prenderà vita già dal prossimo inverno a Vicenza. Ha un bellissimo progetto, la spiaggetta come comunemente viene chiamata ai vicentini, dunque non sarà più solo un luogo di ritrovo estivo per i giovani, ma diventerà anche una sorta di serra con una tensostruttura molto elegante e trasparente, con un giardino di fatto invernale affacciato sul fiume. Rendere in qualche modo permanente tutto l'anno la fruibilità di uno spazio tanto suggestivo quanto facilmente intaccabile dal degrado se non viene preservato. Ecco dunque programmata già per la fine di quest'anno la nuova spiaggia d'inverno in città, un luogo pubblico di ristoro e di promozione culturale che coprirà una superficie di 250 metri quadrati, una superficie trasparente dove i colori dominanti saranno il bianco e il verde e che ospiterà piante in vaso e un orto didattico. Installate anche piccole coperture sferiche per isolare i singoli tavoli. Prosegue dunque in città il contrasto all'anarchia dei comportamenti attraverso la regolamentazione degli spazi, un modello che potrebbe essere riproposto lungo i percorsi fluviali, sia in centro che in periferia.
Il piano di riqualificazione della spiaggetta è affine nello spirito al progetto di riqualificazione di Campo Marzio. La lotta contro il degrado, cioè, passa attraverso il presidio del territorio in sicurezza. Noi sappiamo che la lotta al degrado deve partire certamente dal controllo del territorio. Su questo, peraltro, proprio nel luogo della spiaggetta prosegue l'ipotesi di una videosorveglianza ad hoc, anche nei mesi invernali oltre a quelli estivi, però al controllo del territorio ci deve essere sempre un progetto serio di riqualificazione e rivitalizzazione. Noi come amministrazione su questo tema crediamo molto e continueremo a investire. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon sabato sera, arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani, migliora il tempo sul nostro territorio dove però avremo ancora qualche residuo disturbo. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 24 gennaio ci mostra che nella mattinata potrebbero verificarsi degli ultimi piovaschi, specie sulle coste e sulla pianura meridionale della nostra regione. Sul resto dei settori sarà in genere asciutto, anche con un maggiore soleggiamento. Temperature in calo con locali gelate sulle zone pianeggianti, minime tra -1 e 1 grado, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà tutto sommato simile, piogge al mattino ancora su Goriziano e Triestino, andrà meglio invece altrove. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, molte nubi inizialmente ma in genere senza piogge degne di nota, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai -4 gradi, massime sui 3-4 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.